Ecco, benvenuta alla segretaria territoriale della CISL Udine e Bassa Friulana, dell'AST, no? Renata Della Rica, benvenuta segretaria, grazie per la sua disponibilità. Grazie per l'invito e buona giornata a tutti. Bene, allora diciamo così, la puntata è dedicata proprio all'8 marzo, che è di pragmatica la, la puntata per la donna, no? Anzi, io penso che le donne dicono la donna è tutto l'anno e mi trovo molto d'accordo. Bene, allora intanto partiamo dal lavoro, il lavoro che in qualche momento manca, che è molto complicato. In tempo di pandemia com'è, segretaria? Allora, noi stiamo vivendo veramente un anno particolare, un anno di pandemia che a livello di territorio, ma a livello nazionale, a livello europeo, ci ha visto molto impegnati e a livello economico il nostro PIL è sceso in picchiata. Come regione possiamo dire che la parte del manifatturiero ha tenuto abbastanza bene, mentre la parte del terziario ha sofferto tantissimo. Pensiamo a tutta la parte dei negozi, la ristorazione, gli alberghi chiusi. Poi noi siamo una regione che è prevalentemente anche turistica, perché abbiamo la montagna, abbiamo il mare e abbiamo avuto la stagione estiva che è partita un po' piano piano, ma qualcosa si è fatto. La stagione invernale che dà tantissimi posti di lavoro a ragazzi, agli abitanti della montagna, cioè non è mai partita, non è mai partita. Quindi noi abbiamo una fetta della nostra popolazione che sta vivendo di sussidi e questo è veramente drammatico. In più c'è tutta la crisi delle piccole aziende, di tutti gli artigiani. Infatti dal livello nazionale c'erano questo boom di perdita dei posti di lavoro delle donne e dei giovani. Ma perché uomini, cioè donne e giovani? Perché sono quelle che hanno il lavoro precario, sono quelle che iniziano e hanno fatto partire delle attività in proprio, quindi delle autonome. E sono quelle che ci hanno rimesso di più e sono in questo periodo a casa. Come territorio, ad esempio tutti i ristori, le casse integrazione, le casse, la CIG, Covid, Segretario, bene o scusi, male. scusi, i ristori stanno arrivando, sono arrivati, qualcuno si lamenta, qualcuno no, qualcuno dice che li ha ricevuti. Com'è la situazione voi che avete il monitoraggio sott'occhio? Allora, i ristori sono arrivati, adesso stanno partendo l'ultima tranche. I ristori non è che arrivano mese per mese, arrivano dopo mese, quindi le persone aspettano anche 4-5 mesi prima di avere il ristoro e quindi veramente sono in ginocchio certe attività lavorative, certi imprenditori. Io dico sempre, se questi non avevano un piccolo bagaglio alle spalle, Sì, hanno, insomma, hanno e stanno sofferendo tantissimo, tantissimo e quindi c'è bisogno che la nostra regione e che lo Stato aiuti tutta queste fette di attività produttive. Pensiamo anche allo spettacolo, agli attori, ai musei, al cinema, sono tutte persone che sono rimaste a casa, che non hanno potuto più riaprire le palestre. ecco, poi c'è questa sofferenza un po' di queste, appunto, queste persone, delle donne in particolare, ha fatto bene a sottolineare questa condizione. Ci sono i garantiti, il pubblico impiego e i non garantiti, perché le partite IVA stanno protestando, in qualche modo sono preoccupate, anche perché giustamente se chiude un'attività, anche i dipendenti vanno a casa, avranno cassa integrazione, ma non si sa, per esempio, il turismo nella ristorazione, non si sa se riapriranno, no? E questo è un grosso problema. Ecco, voi sentite questo dualismo, questo disagio oppure no?
Allora, noi come territorio non sentiamo questo grande dualismo, non lo sentiamo perché bene o male molte persone sono uscite da posti di lavoro e si sono anche subito reinventate, rientrate in altri percorsi lavorativi. Bene o male noi abbiamo anche come friulani una rete parentale che ci può aiutare, però in certi periodi, come nella prima parte del lockdown, dove non arrivavano le casse integrazioni, dove non arrivavano anche i bonus ristori, molti si lamentavano, il pubblico è a casa e hanno gli stipendi, noi siamo a casa e non abbiamo lo stipendio. Purtroppo c'è questa differenza, c'è il garantito, non c'è il garantito, ma possiamo anche dire che il pubblico impiego, perché il pubblico impiego è composto da tanti settori, c'è il pubblico impiego che lavora nei comuni, c'è il pubblico impiego delle agenzie delle entrate, dell'INPS e c'è il pubblico impiego della sanità. La sanità è sempre stata presente, ha lavorato tantissimo, ha lavorato in emergenza. Pensiamo alla nostra azienda ospedaliera, Esatto. dove gli infermieri hanno lavorato anche 12 ore al giorno per poter dare delle risposte sanitarie ai malati Covid e anche a quelli che non avevano il Covid. E Quindi quindi bisogna sempre... hanno fatto un lavoro straordinario, penso che in qualche modo la Regione dovrà mettere mano al taccuino per dargli qualche ristoro, simbolico ovviamente, ma comunque sia, che non siano i 2 euro, 10 euro, perché effettivamente hanno rischiato. Ma io penso anche, per esempio, ai supermercati, anche alle cassiere, anche chi fa online lì, perché in qualche modo, in maniera molto diversa certamente, ma hanno rischiato anche loro, perché insomma la pandemia non guarda in faccia a nessuno. Sì, abbiamo fatto un ottimo lavoro noi come territorio, siamo partiti molto presto perché già dai primi di marzo siamo partiti con tutte le associazioni datoriali nel incontrarci e fare degli accordi, dei protocolli per mettere in sicurezza i posti di lavoro. Quindi da subito si è visto anche nei supermercati, nelle aziende e i plexiglass, le mascherine, il disinfettante. Se noi guardiamo il posto di lavoro, specie anche nelle grandi aziende e nelle piccole aziende, non abbiamo avuto grandi focolai all'interno perché i lavoratori lavoravano proprio distanziati. È meno contenuta adesso con le scuole. Con le Ecco, il grande scuole. problema della Lì scuola è un po' un problema che riusciamo a gestire un po' meno, ma non perché le scuole non siano sicure, perché i bambini e i ragazzi arrivano con gli autobus, con i treni, poi si problema di trasporto, incontrano tra cioè, di loro, tra i coetanei, parlano. Quindi dobbiamo essere tutti più consapevoli di mantenere le distanze, di utilizzare la mascherina, il disinfettante per le mani, perché è inutile che facciamo grandi sforzi tutti per mantenere la scuola, gli ospedali, i posti di lavoro sicuri, se poi quando siamo fuori facciamo quello che vogliamo. saltano un po' tutti questi criteri. Ecco, senta, l'8 marzo mi ha detto la giornata della donna, no? Ecco, il rapporto delle donne in questo momento con le istituzioni, con i partiti, con i sindacati, se devo guardare lei, io vedo che lei è un leader che è arrivato, è un leader, diciamo così, tra virgolette, che in qualche modo dirige un sindacato importante come la CISL, no? Ma io vedo anche altre nel pubblico impiego, per esempio anche nel privato, sono molte dirigenti donne. Forse il problema è nella stanza dei bottoni, no? I partiti non lasciano questo pass alle donne e io penso che le quote rosa non siano la panacea giusta, perché bisogna parlare di persona e non di donna e di uomo. Però questo è la situazione, abbiamo visto anche ultimamente qualche dirigente di partito ha rivendicato questo ruolo. Ecco, lei come vive la condizione di donna dirigente?
Ma io in questi anni mi sono sempre messa in gioco e posso dire che la CIS ci ha sempre dato a noi donne grandi opportunità, ma ci ha aiutato anche molto a conciliare i tempi di vita e di lavoro, perché io oltre a essere dirigente sindacale, segretaria del territorio di Udine, sono mamma adesso di un ragazzo che oggi compie 22 anni, però anche moglie, quindi con una casa, una famiglia da gestire e Un'azione bisogna. politica, insomma, che solo le donne sanno fare, in sostanza. No, mi pare che questo è. Comunque, la CISE in questi anni ha fatto grandi passi avanti sulla conciliazione e riformulando anche gli orari all'interno della CISL, perché io quando ho iniziato mi ricordo le riunioni, ad esempio sindacali, si facevano sempre dopo le 6 di sera, le 8 di sera, si andava a casa alle 11. Mentre adesso abbiamo preso la buona abitudine che le riunioni si fanno la mattina, il pomeriggio, quindi sono proprio cambiati anche gli orari all'interno dei nostri uffici, ma anche dalla parte dei dirigenti. Quindi abbiamo anche più donne che si sono messe in gioco per diventare delegate sindacali e anche dirigenti sindacali. Bisogna modificare non solo le attività lavorative, ma modificare proprio i tempi di vita e lavoro per dare la possibilità alle donne di poter gestire la famiglia e gestire anche il posto di lavoro. Una grande opportunità che ci ha insegnato questa pandemia è stato lo smart working. Pensiamo che è stata fatta una legge nel 2017 che regolamenta un po' lo smart working. Prima della pandemia pochissime aziende l'avevano messo a disposizione delle proprie dipendenti. Pensiamo un dato che in Italia c'erano quasi 600 mila donne che utilizzavano dello smart working. Con la pandemia siamo arrivati a dei picchi di quasi il 70% di lavoratori che utilizzano lo smart working, non Probabilmente. solo il pubblico impiego, ma proprio anche le aziende e anche gli imprenditori stanno capendo che utilizzando questo strumento, no, cambia la modalità di lavoro, cambiano proprio gli orizzonti lavorativi, c'è più fiducia nel lavoratore perché lo smart working parte da un grande punto che è la fiducia. Il datore di lavoro deve fidarsi del lavoratore che lavora a casa, al domicilio, e poi bisogna sempre lavorare per obiettivi, non Cioè, sulle ore di lavoro, ma per obiettivi. E molti imprenditori hanno visto che il dipendente a casa rende di più, dà di più che non quando era all'interno dell'azienda. bene, mi pare che lei ha delineato molto bene il riscatto femminile che parte anche proprio da una modernizzazione del lavoro, lo smart working, come lei ha sottolineato benissimo, aprirà una nuova frontiera anche della responsabilità di tutti i lavoratori e delle donne in particolare. Bene, io la ringrazio molto per per la sua partecipazione, naturalmente viva le donne tutto l'anno, perché questo dovremmo anche dirlo anche nei fatti e speriamo di riuscirci, insomma. Grazie mille e naturalmente alla prossima, Renata. Grazie a voi e come è stato detto, viva le donne, perché un mondo femminile può dare una marcia in più sia alla nostra regione che anche al nostro paese. Perfetto, alla prossima. Alla prossima, arrivederci.